Bene, grazie, entriamo subito nel merito dei lavori perché il Magnifico è al volo. Io non vorrei parlare di organizzazione, di eventi, di appuntamenti, però ci tengo in apertura lavori a sottolineare un tratto al quale io sono particolarmente affezionato, ed è un tratto che in 3 anni soli questa manifestazione ha ben inserito nel proprio DNA, ed è il tratto dell'internazionalità. Ormai sappiamo tutti che uno dei motori, se non addirittura il motore del mondo, sono le relazioni internazionali, e credo che se l'università, anche l'università, come sta facendo, si occupa essa stessa di relazioni internazionali, non ti resta che dire fortunati quegli studenti che possono formarsi in un ambiente nel quale è possibile alzare uno sguardo a 360 gradi in tempo reale su quelle che sono le dinamiche del mondo, dinamiche che conosciamo tutti a velocità incredibile. Anche in questo senso, per dirla con il curatore artistico della manifestazione, questo è un festival assolutamente orizzontale, ma non solo nei termini nei quali intende lei, ma orizzontale anche in senso geografico, cioè è un festival molto esteso, dove possono nascere relazioni e contatti che hanno come centro, e su questo ci diamo un po' gli ottoni, caro Magnifico, al centro la città di Udine. Quindi onore al merito di quanto state facendo. Chiudo con una cosa sola di fondazione, perché sennò mi cacciano il primo giorno, e volevo solo ricordare il riconoscimento che consegneremo in piazza agli studenti meritevoli. Allora, è un premio che però secondo me ha un grande valore simbolico, anche non solo per chi lo riceve, ma per chi assiste a quella cerimonia lì. Iniziare un percorso lavorativo, perché premieremo studenti meritevoli o laureati, iniziare un percorso lavorativo con un riconoscimento, vedo il mio amico Gigi Sepulcri, che è un preparatore atletico, tu capisci che puoi scatenare una potenza infinita per riuscire ad ottenere i risultati che tutti noi auguriamo ai giovani che si formano a Udine e non solo. Quindi lascerei la parola al Magnifico Rettore, ti diamo 1 minuto e mezzo e prepara il caffè per il prossimo anno. Grazie. Allora, ben trovati a tutti, sono molto lusingato di essere qui oggi a appunto parlare della terza edizione di Conoscenze in Festa, e non è casuale che lo facciamo qui nella sede della Fondazione, perché 3 anni fa l'allora Presidente e l'allora Consiglio di amministrazione scommisero insieme all'Università su un evento che voleva mettere al centro della conoscenza l'istruzione, l'accesso alla cultura come volano di crescita non solo economica ma anche sociale e democratica. E oggi compiamo il 3° anno, non è un 3° anno che è anche nel 40ennale dei 40 anni dell'Università, della Fondazione dell'Università qui a Udine, e lo celebriamo secondo me nel migliore dei modi, e cioè facendo un evento che vede coinvolte più di un centinaio tra università italiane, straniere e enti di ricerca. Abbiamo 81 università italiane, abbiamo una quindicina internazionali, qui abbiamo tutti gli enti di ricerca più importanti italiani. Abbiamo qualcosa come quasi 70 organizzazioni di vario tipo presenti, e quindi è un'occasione veramente importante per porre al centro non soltanto la conoscenza e lo sviluppo sociale ed economico, ma anche alla fine la nostra università, il Friuli e la nostra regione in generale. E ovviamente questo risultato è il risultato che abbiamo costruito in fianco con la Fondazione in primis, ma poi abbiamo avuto anche tutta la conferenza dei rettori che ha voluto seguirci in questo percorso, e poi anche il Ministero che alla fine ha voluto sponsorizzare questo evento. Avremo presente tutto lo staff ministeriale, ma avremo anche persone del Ministero degli Esteri, avremo anche la presenza di rappresentanti di altri paesi come la Spagna, avremo anche
paesi come la Giordania, e abbiamo sostanzialmente anche gli studenti, quindi avremo, perché il Ministero ha voluto finanziarci la presenza non soltanto di almeno 2 rettori per paese, ma anche degli studenti, quindi abbiamo tutti, diciamo, almeno 2 rettori di ogni paese, almeno 2 studenti di ogni paese. Abbiamo anche non soltanto il Presidente della Conferenza dei Rettori italiana, abbiamo il Presidente della Conferenza europea e abbiamo anche la Presidenza delle Conferenze dei Rettori internazionali, quindi abbiamo Italia, Europa e mondo. Abbiamo anche il rappresentante il Presidente della Conferenza dei Rettori dell'Università Pontificia, che sono ben 15 in Italia, non so se lo sapevate, e sarà presente anche lui, e avremo anche un rappresentante della pastorale universitaria a cui loro hanno motivato di essere presenti insieme anche ai collegi degli studenti di merito, quindi sarà un'occasione importante per discutere 4 sono i temi fondamentali: la cittadinanza globale, la sostenibilità, lo sviluppo economico e lo sviluppo culturale. Quindi sostanzialmente temi che andranno poi a convergere sul manifesto, il manifesto dell'evento, il manifesto che si chiama Education for All, perché siamo convinti che l'accesso agli studi universitari, che sono i più alti, siano un grande obiettivo. E volevo solo dirvi questo, non so se avete mai riflettuto. I gesuiti in alto e i salesiani in basso hanno scelto l'educazione come ambito del loro intervento. Il motivo è semplice, che l'educazione è lo strumento più potente per cambiare il mondo. Se vi studiate la storia dei gesuiti, erano partiti per fare del bene al prossimo, alla fine avevano capito che il modo migliore per fare del bene al prossimo era rendere le persone istruite, cioè aumentare la loro capacità critica, che alla fine è il modo migliore per garantire una democrazia profonda che alla fine è fonte di equità sociale. E quindi Education for All vuole essere un motto che vuole essere inclusivo e che vuole essere capace di garantire in tutti i paesi del mondo, dove, attenzione, l'istruzione non è gratuita, è molto costosa, e quindi negli Stati Uniti l'educazione è per few, non è per all, e quindi il messaggio che noi vogliamo lanciare, tra l'altro dall'Italia, che vorrei ricordare è il paese dove è nata l'università, ecco, un messaggio quindi evocativo di grande mobilitazione per fare dell'educazione appunto un punto ineludibile su cui tutti i paesi devono confrontarsi. Io colgo l'occasione qua per ringraziare tutto lo staff, innanzitutto anche il comune che con noi di fatto è partner, perché Conoscenza in Festa, lo vedrete, dopo ve lo spiegherà bene anche il direttore artistico, prevede tutta una serie di iniziative, perché vogliamo fare veramente una festa ecco, con tutti, con le scuole e con le botteghe del sapere che hanno avuto un successo strepitoso che vogliamo replicare, e quindi unire il sapere con i saperi professionali. Questa è un'altra grande sfida, e tra l'altro questo territorio ne è profondamente ricco e ha una cultura del lavoro che viene da lontano, questo sia uno dei tratti distintivi di questo territorio, e quindi grazie a tutti, grazie alla Fondazione, grazie al Comune, grazie anche ai giornalisti che sono qui e a tutti i rappresentanti degli enti e delle scuole, perché in effetti tutti concorriamo insieme a costruire una regione ancora più forte. Grazie. Grazie, buongiorno. Infatti mi unisco anch'io alle considerazioni del rettore di sentirsi un pochettino a casa nostra, un po' un prolungamento anche dell'università, che sono più di qualche volta siamo seduti qui a parlare proprio di argomenti simili a questi. Io volevo leggere o citarvi alcuni tratti della lettera, del messaggio che ha mandato la ministra dell'istruzione dell'università e della ricerca Valeria Fedeli.
Cito testualmente: l'evento in programma a Udine il 29 e 30 giugno prossimo si svolge sotto gli auspici della Presidenza italiana del G7 e ha, oltre un evidente valore intrinseco, un importante ruolo anche in considerazione ad altri eventi che si svolgeranno, ricordiamo per esempio il G7 Scienza a Torino nel prossimo settembre. Temi come il futuro dell'università, importanti per il futuro dell'università, quali la formazione dei ricercatori e il loro ruolo nella società, il funzionamento della ricerca, le grandi strutture globali per la ricerca, devono essere assolutamente discussi. Per questa ragione è particolarmente significativo per me, cita il Ministro naturalmente, che studiosi e docenti di fama mondiale si ritrovino a fine giugno a discutere del ruolo dell'educazione nella società e nella cultura di fronte alle grandi sfide legate alla trasformazione sociale e alla cittadinanza globale. Riprendendo quanto diceva il Rettore e anche il Presidente della Fondazione, ancora oggi i dati relativi all'esclusione educativa, a tutti i livelli fino alla formazione superiore, rappresentano un problema di gravità assoluta per i paesi del G7, più in generale per il mondo intero. Sarà molto importante la discussione che si svilupperà a Udine sul tema istituzione e sostenibilità, su quello relativo alla cittadinanza globale, sull'università, cultura e società, sull'università e sviluppo economico, anche per colmare tutto ciò che è ineguaglianza dal punto di vista della formazione e della conoscenza. Quindi questo naturalmente ci dà ulteriore, anche per carità non ne avevamo bisogno, ma ci fa sicuramente ulteriore peso e anche sostiene la nostra iniziativa. Volevo citare, come ha ricordato il Rettore, sia la partnership con l'IO, naturalmente la Fondazione CRU e la collaborazione con il Comune, però anche, per quanto riguarda il sapere, con Commercio di Udine, con l'idea di Lato del Pesce e con Frapigenato Friuli Venezia Giulia. Dato che c'è una commissione abbastanza forte ormai con il Comune di Udine, chiederei anche all'assessore Venanzi se vuole, prima che entriamo nel dettaglio del programma, darci anche lui un ulteriore incoraggiamento e non solo i permessi per invadere la città. Quindi sono già stati poi concessi. No, grazie. Conferma. Era una domanda. No, sarò telegrafico anche perché insomma so che il professor Luttoni deve lasciarci a breve. La mia presenza chiaramente è vincolata all'amministrazione comunale. Saluto quindi da parte della città a voi e soprattutto un ringraziamento perché io ho avuto il privilegio di assistere alla nascita di questo importante evento che ha dato un'immagine e una percezione diversa dell'università. La percezione che anch'io da studente avevo era di un'università chiusa, di un luogo chiuso, di docenti che probabilmente parlavano solo tra di loro, ma oggi la percezione dei cittadini e degli studenti è di un'università che riesce a farsi interprete delle necessità e delle sfide del futuro. Questa è una cosa, credetemi, fondamentale. L'ho vista crescere, l'ho vista evolversi e credo che quest'anno si tocchi un picco importante, poi ci auguriamo che si possa crescere sempre di più. Portare un faro così importante sulla città di Udine, sull'Università di Udine è una cosa straordinaria e di questo sicuramente vi deve essere dato merito. Avremo in questa 3 giorni, 2 giorni e mezzo, l'opportunità di dettare un po' l'agenda e le priorità che sono legate al mondo della formazione e dell'istruzione, una cosa straordinaria e ringrazio veramente il magnifico Rettore, ringrazio il professor Quintone, ma tutto lo staff che vedo qua davanti con il quale ho maniera di collaborare continuamente. Grazie della città, veramente di cuore. Grazie professore. Allora riprendiamo un po' il programma, come dicevo sono 45 eventi, ma sono i numeri quelli che mi importano, sono di tipo. Allora intanto sono eventi istituzionali, come diceva l'assessore, portiamo in piazza l'università, ma con il DS Academicus premiamo i nostri migliori studenti, il premio ai dottori di ricerca che sono distinti per le loro ricerche, quindi le loro tesi di dottorato, poi anche però un servizio che può essere il placement, come si dice, no? Il job breakfast and career year portato in piazza, e un evento che quest'anno sarà nuovo è quello di alunni. Per la prima volta riuniremo studenti, insomma saranno che sono stati nostri precedenti studenti a Udine e premieremo alcuni che si sono distinti a 10 anni dalla laurea almeno nella loro collocazione. Ha citato il Rettore, abbiamo citato le 27 botteghe del sapere, quindi ringrazio tutti quelli che hanno collaborato. Ci sono sicuramente i
gli esercizi commerciali in cui porteremo, discuteremo, si parlerà assieme, questo è molto importante, di temi che sono quelli propri della ricerca, che hanno e devono avere la ricaduta ovviamente alla società. È impensabile chiedere, come dire, finanziamenti alla ricerca se non facciamo capire quanto importante poi possa essere che queste vengano fatte. E scuola in festa, cioè, magari di solito dopo che sono finite, però è bello il fatto che ci saranno 25 progetti innovativi e 6 scuole superiori coinvolte, che presenteranno docenti ma soprattutto gli studenti, e tenete presente che ci sono anche 15 studenti nell'alternanza scuola-lavoro che sono stati cooptati nella organizzazione, quindi prendono parte. Per noi è molto bello. Poi vi sarà Start Cup, la semifinale del Business Plan Competition nell'Arena del Sapere, con cui abbiamo ribattezzato Piazza San Giacomo, e naturalmente poi eventi, musica e teatro non è impossibile per non citare, siamo cugini, apparteniamo allo stesso ambito, i colleghi del Conservatorio Tornativi naturalmente. E cos'altro poi dire? Sicuramente la cosa interessante è anche come verrà quest'anno, diciamo, occupati gli spazi della città, quindi ci sarà un po' forse meno spazio all'ascolto ma più all'interazione. Su questo naturalmente ci dirà adesso Iago Giraldi, che è il nostro direttore artistico. Quindi il tutto durerà fino a sabato, si concluderà sabato sera. Il programma è fitto, ci saranno anche iniziative contemporanee. È ovvio che sarà molto importante tenere d'occhio non solo il sito web ma anche l'app, che ci aggiornerà in tempo reale di che cosa sta accadendo vicino a noi, e quindi ci auguriamo veramente un momento di interazione molto forte fra tutti i soggetti che abbiamo citato, naturalmente non solo la città. In qualche modo verrà coinvolta anche la Banca d'Italia nel così percorso, quel profilo rosso immaginario che lega l'Education for All da Tocco Wasserman fino a Palazzo della Fondazione Friuli. Quindi, buongiorno a tutti. Allora vi racconto quelle che sono un po' le caratteristiche più, diciamo, entertainment del festival di quest'anno. Allora, la prima considerazione è stata quella di cercare di rendere il festival sempre più interattivo e esperienziale con i nostri visitatori, quindi i cittadini e i professionisti che un po' ci raggiungono già anche l'anno scorso da altre parti della regione ma anche dell'Italia. E quindi abbiamo creato un percorso esperienziale che si chiama Education for All Experience. Il concetto è quello di far uscire il dibattito che ci sarà nel palazzo su questa importante policy dell'UNESCO che consiglia a tutti gli amministratori pubblici e privati che gestiscono l'education su quali sono le linee guida per progettare un'educazione inclusiva. Allora abbiamo pensato di costruire, come se questo tema dell'education for all fosse un quadro famoso, un'esperienza divisa in 6 tappe, un viaggio della conoscenza, creando in città, prendendo 6 luoghi, 6 luoghi che possono avere anche un loro valore di rigenerazione sostanzialmente, che possono costituire un valore per la città, ed abbiamo messo all'interno di questi 6 luoghi 6 total room, quasi come fosse un museo, o comunque esperienze che tutti i visitatori del festival potranno visitare, diciamo, non solo in un momento, in diverse fasce orarie, proprio per essere inclusivi anche nel programma. Ognuno si può fare quindi un suo palinsesto personale, seguendo un po' le dinamiche anche dell'entertainment televisivo, una sorta di un festival Netflix per certi aspetti. I percorsi queste stanze sono molto interessanti. Parto da quella che è nel Palazzo del Palladio, quindi c'è l'occasione, grazie anche alla Banca d'Italia, di poter visitare il palazzo, ma entrando dentro c'è questa contaminazione tra storia e un allestimento che abbiamo chiamato Digital Innovation, anche molto semplice, come deve essere progettata in futuro e come può essere progettata in futuro l'educazione. Abbiamo selezionato, anche grazie al contributo fattivo, quindi non solo economico, del MIUR, 5 o 6 storie mitiche, io dico così, perché sono storie che ci fanno già intuire
dove può andare l'education se noi utilizziamo e progettiamo e la ripensiamo con l'utilizzo della tecnologia. C'è un ragazzo che a 18 anni ha inventato una mano bionica stampandola con una stampante in 3D, ci sono dei ragazzi che in un'altra scuola del nord, avendo in classe una ragazza cieca e vedendo la sua difficoltà a poter seguire gli studi, hanno preso da internet dei pezzi, hanno realizzato con un costo che è di poche centinaia di euro una stampante braille che consente attraverso un'app di dare a lei qualsiasi tipo di testo, quando normalmente costa 5-6 mila euro una stampante del genere, e tante altre cose che vi invito a scoprire. Poi c'è un percorso sensoriale al buio organizzato da un professore delle scuole medie che vi accompagnerà, e vi invito a non perderlo personalmente, oltre a promuoverlo e a raccontarlo, vi accompagnerà all'interno dell'Odissea totalmente immersi nella cecità. Questo per far comprendere anche a noi normodotati, diciamo così, in possesso di tutti i sensi, come sottraendo un senso in realtà si dà valore anche agli altri, e come percorsi inclusivi possono avere valore anche per tutti noi. Quindi qui stiamo nell'ambiguità, ma è una riflessione molto importante. Poi attraverso il collettivo DIMA della città di Udine, qui è bello perché in questi 3 anni abbiamo portato cose da fuori, ma come diceva prima il Presidente della Fondazione, il festival è un'occasione anche per far emergere i talenti e le specificità della città. C'è un importante allestimento in un negozio, diciamo, chiuso, sfitto del centro, quindi un modo anche per far rivedere come l'arte può essere una valorizzazione anche del commercio, questa commistione che va sempre più portata avanti. Si chiamerà Minimalia, dove in questa società multitasking, multiconnessa, spesso perdiamo il punto di vista su quelli che sono i fondamentali, le minimaglie della comunicazione per poter creare conoscenza. Ci sarà invece, molto importante, di fronte al rettorato, un allestimento peraltro realizzato con Mario Cucinella, che è uno degli architetti più importanti che abbiamo oggi in Italia, che peraltro vi ricordo aprirà il festival giovedì alle 19 con un suo intervento molto bello sul tema degli spazi della conoscenza. Mario Cucinella con il SOS, che è una sua scuola sulla sostenibilità, con un gruppo di studenti, da un anno sta facendo degli hackathon con migliaia di studenti in giro per l'Italia e per l'Europa, per comprendere dai ragazzi quale può essere lo spazio della conoscenza e come riprogettare la scuola, che in futuro dovrà essere necessariamente diversa da come adesso, non solo in termini di building, proprio anche in termini di formati di relazione. E qui avremo il suo intervento in apertura alle 19 che vi invito a non perdere, ma soprattutto di fronte al rettorato ci sarà un allestimento peraltro fatto da Domus Gaia, diciamo Marsilio e i suoi collaboratori, qui un'altra connessione possibile tra un'entità esterna che arriva dal mondo e un'azienda del territorio, e dove i ragazzi ricercatori di Cucinella vi faranno vedere e mostrare come sta andando avanti questa ricerca e che tipo di scuola sta nascendo. All'ex mercato del pesce, dove il pesce non c'è più, non c'è nemmeno il suo odore, come ho scritto nella sinossi, e quindi c'è il nulla in questo momento, ci sarà Fior del Nulla, che è uno spettacolo multimediale che ci farà riflettere sempre all'interno di Education for All Experience su come la sottrazione, il disapprendere è fondamentale per riapprendere, ma anche come Education for All, ma All is Education, tutto è possibilità di creare conoscenze. Poi chiudo il percorso e vado al resto con, in via Cavour c'è la storica via del festival che era via della narrazione. Quest'anno l'abbiamo chiamata quella zona i saperi migranti, diciamo, curata da Francesco Varanini, che ha raccolto molte storie della città di Udine di migranti che arrivano in questa città, come arrivano nel nostro paese, portano la loro cultura, le loro conoscenze e noi non ce ne accorgiamo. Tante di queste conoscenze possono essere un valore e creare valore stesso al nostro territorio o a loro, in una logica di creare autosufficienza. Quindi questo accento per noi è molto importante, perché questo è un tema veramente urgente per la nostra società, quello dell'integrazione appunto. Allora, questa è Education for All. Poi metto l'accento su alcuni eventi particolari che hanno caratterizzato un po' le scelte progettuali di quest'anno
e quindi c'è l'apertura con l'architetto Marco Ginelli, che da poco ha appena ricevuto un premio dall'Associazione degli Architetti Americana. Negli Stati Uniti solo Renzo Piano ha avuto questo onore, quindi per darvi la caratura. Poi ci sarà un grande concerto in piazza del conservatorio, dopodiché avremo tutta una serie di eventi organizzati dall'università, cioè l'evento alunni molto importante il sabato pomeriggio che avviene in teatro, Star Cup il venerdì sera, il DS accademico. Poi invece chiudiamo il sabato sera con un importante concerto con Bruno Risas, che è un cantautore molto importante che tornerà e verrà offerto alla cittadinanza all'interno di un format che abbiamo ideato che si chiama Guardare le cose dall'alto. Il tema è quello un po' di Icaro, no? Uscire dal labirinto delle nostre emozioni e il labirinto, diciamo, dei pensieri piccoli, io li definisco così, elevarci, e quindi mentre una telecamera ci mostrerà attaccata a un pallone sonda che potrebbe essere che viene proiettato oppure viene veramente realizzato, dipende, stiamo aspettando alcuni permessi, ci farà vedere la salita di questo pallone sonda con lo sguardo sulla città di Udine, il Friuli, il nord Italia, l'Europa e poi il mondo fino a 30 km, dopodiché avvicinandosi troppo al sole, quindi la conoscenza esploderà e tornerà al suolo. Durante questo percorso ci sarà una discussione, musica e dibattito con Brunori, dove si parlerà un po' dell'importanza di alzare lo sguardo, di guardare le umane ristrettezze non solo dal nostro punto di vista, ma anche da quello degli altri, e forse anche da chi ci ha preceduto o da chi poi verrà ad abitare questo nostro labirinto. Questo è un evento finale del festival molto importante. Prima di arrivare qui, in Loggia dell'Innovazione, vi voglio segnalare alcuni eventi secondo noi molto interessanti. Oltre alla premiazione del PhD dell'università, vado in ordine cronologico, c'è un importante dibattito sull'Industry 4.0, visto dal punto di vista delle sinergie che le università, diciamo, del Friuli Venezia Giulia e del Veneto e del Nord-Est stanno facendo per consentire non solo alle grandi imprese, quindi ai grandi meccanismi di cambiamento, ma anche alle PMI e alle aziende più piccole di trovare vantaggio da questa, diciamo, nuova tendenza, la definisco così perché vediamo che corpo prenderà. Poi ci sarà una discussione molto interessante con padre Philip Larrey, che è un docente di filosofia della conoscenza dell'Università Lateranense, che presenta qui a Udine una discussione su un tema che abbiamo ritenuto molto interessante, si chiama Core Value, come dare diffusione ai valori nell'epoca dell'era digitale, cioè come parlare di valori nell'era digitale. Non è semplice, tutti noi frequentiamo il web, spesso troviamo molti disvalori più che valori, c'è chi dice che è un problema delle amicizie che ci scegliamo, non tanto del web, quindi questo è sicuramente una riflessione interessante. Padre Philip Larrey ha fatto un libro che si chiama Connected World, dove intervista dei grandi delle aziende multinazionali del mondo e apre un dibattito su come i valori e la spiritualità possono essere veicolati attraverso il web e il digitale. Devo dire che è un punto di vista molto interessante rispetto al generale tema dell'education for all. Poi arriviamo al sabato per concludere con tutta una serie di altri eventi. C'è un dibattito dell'University Press molto interessante che si chiama Il Pifferaio Magico, dove si discute su come la scienza può contribuire a mettere un po' d'ordine rispetto al dibattito sui temi scientifici, ma nello specifico sui temi farmaceutici. Qui siamo veramente sulla cronaca, perché non si parlerà solo di vaccini, ma sicuramente l'argomento entrerà dentro questa dimensione. Poi c'è una discussione gestita da Danieli molto importante sul tema del ruolo dell'education anche all'interno delle organizzazioni, e poi invece gestita dal professor Montessoro un tema anche qui secondo me molto contemporaneo, digital traps, cioè le trappole del digitale, cioè come la privacy e le prassi che noi utilizziamo nella gestione della nostra identità digitale possono avere ripercussioni rispetto alla nostra vita, dico anche legale, no? Quindi cioè in termini di responsabilità nostra e di danni che possiamo fare agli altri. Dovrei aver detto tutto, se non è così vorrei spendere due parole in conclusione per rinnovare il ringraziamento sia al Comune che alla Fondazione, ma soprattutto ai cari colleghi con cui si lavora per 6 mesi, un anno, forse di più, Paolo, Giovanni, Tarin,
Sonia e tutti gli altri, l'ufficio stampa dell'università. Quest'anno poi l'università sta veramente collaborando con Roberto, lascio a te, con tutti i comparti per realizzare questo bellissimo festival. Dal nostro punto di vista speriamo che piaccia anche a voi, ci vediamo in 2 giorni. Sì, il programma, avete capito, non è solo G7, anzi è alta formazione, è musica e teatro. Ricordate che abbiamo anche un'eccellenza, ormai il nostro partner consolidato, che è la Civica Accademia d'Arte Drammatica Neopepe, che abbiamo sempre ormai diamo scontato, insomma, come citare tutti gli amici, non si possono, non ne ha tanti, perché di solito ci sono, però sono sempre presenti e caratterizzeranno. Quindi vedete come si mescola poi il contributo del docente, degli studenti, del relatore, dell'opinion maker, di noi che siamo cittadini poi di questo splendido scenario. Ricordiamo che è uno scenario ideale, un teatro ideale, quello che Chiara posso confermare, Udine, per creare questo tipo di eventi sostenibili. Certo ci vuole tanta passione, qualcuno che ci creda, il Presidente qui a confermarcelo. La piazza è disponibile, c'è l'assessore e tutti coloro che lavorano. Poi qualcuno tocca fare il portavoce e leggere più o meno l'elenco cercando ognuno di noi con grande umiltà e soprattutto con grande entusiasmo di dare il proprio contributo, perché sia comunque vada anche con qualche errore, chi non fa non falla, mi dice qualcuno, è sempre comunque qualcosa che resti. Se ne accorgono i ministri, ma soprattutto è importante che ce ne accorgiamo noi, che ci crediamo. Grazie. Grazie.